Allora, professore, lei è veneziano di nascita, si sta avvicinando alla campagna elettorale per le municipali di Venezia, sono in lizza due professori universitari, Brunetta da una parte che è anche ministro e Orsoni. Lei da veneziano e da collega dei due come vede questa competizione? Da collega come professore o come ministro? Come ministro mi vergognerei un po', le dirò, visto come vanno le cose. Dunque, Giorgio Orsoni è un ottimo avvocato, uno splendido giurista, un amministrativista, persona molto da bene, molto equilibrata. Credo di poter dire che mi onoro di avere un rapporto di amicizia con lo stesso. Io che non voto, se abitassi a Venezia forse andrei contro la mia convinzione del non voto. La città ha un candidato degno di questo nome, degno cioè del nome della città come validità. Naturalmente la mia è una prospettiva, una prognosi positiva, dopo se farà bene o farà male è il giudizio del dopo. Chiaro. L'unica cosa che potrei consigliargli è di non mettere in giunta gli avversari nella corsa a candidato, perché quella mi pare una cosa che danneggia la figura un domani del sindaco. L'altro, se fossi un esperto in gondole di plastica mi troverei meglio a giudicarlo. Devo dire che se fossimo in una gara per l'assunzione presso il fotografo Toscani a fini pubblicitari avrebbe delle buone chance, perché è uno che si inventa gli spot pubblicitari. Sono spot sul nulla peraltro. 2 anni fa avevamo una pubblica amministrazione che non funzionava. Dopo una serie infinita di spot abbiamo una pubblica amministrazione che non funziona. Brunetta sostiene però io i dipendenti pubblici li mando a lavorare, non fingono più di essere malati. No, non lo so, fingeranno di essere nei corridoi davanti ai fascicoli, perché non è che chi può anche mettere il nome, per carità, come i militari americani, ma non è che cambia la sostanza. Se invece di parlare è un po' difficile che Brunetta si camuffi e non venga riconosciuto. Lo vedi subito a qualunque cosa faccia, no? Perché se fosse possibile si camuffasse, andrebbe dentro e vedrebbe che quello che non facevano prima non fanno neanche adesso. Anzi, le dirò di più, che nel pubblico dipendente c'è un sadico gusto a fingere di fare senza fare, perché c'è la presa per i fondelli del ministro, perché un ministro che si pone come lui, come dire, attira la presa per i fondelli da parte dei dipendenti. Certo, sotto il profilo, diciamo, così uso una parola che magari non sta nemmeno benissimo, ma diciamo culturale ideologico, Orsoni si colloca, se non sbaglio, in un alveo che potremmo definire di cattolicesimo moderato, mentre invece Brunetta viene da un'esperienza molto vicina al socialismo veneto e al socialismo veneziano che aveva in De Michelis una delle figure di riferimento maggiore. Rispetto a questa visione, lei come vede la sfida al sindaco di Venezia? Credo che la provenienza religiosa o atea sia del tutto irrilevante. Orsoni credo che abbia neanche la testa di partito. Se dovessimo collocarlo nel passato lo vedrei un'area di centro della DC un po' elitaria. Del resto il suo maestro si chiamava Feliciano Benvenuti, quindi non solo un grande amministrativista, ma rammento che quando la DC fece quelle famose 3 riunioni nazionali nord, centro, sud di rifondazione, il relatore per il nord fu Feliciano Benvenuti, quindi Chiaro. è una l'altro di De Michelis, cioè De Michelis mi ricordo che scappava per le case di Venezia e i veneziani che gli correvano dietro, e fu allora che dimagrì, perché la velocità di cui necessitava per evitare di essere preso e buttato in acqua, no, lo fece necessariamente dimagrire. E come si chiama Brunetta, non vorrei fare delle battute sulla sua capacità di nascondersi, perché potrebbero essere presi come di cattivo gusto. Ecco, chiedo un'ultima battuta, ma proprio telegrafica di pochi secondi, perché Brunetta dice di sentirsi molto legato al governo veneto e a quanto ha fatto in questi 10 anni e oltre la giunta Galan. Lei da questo punto di vista, proprio in 3-4 battute, come definirebbe questo collocamento, autocollocamento di Brunetta? Ma sai, io posso anche collocarmi alla destra del signore Dio Padre Onnipotente, non è che dove ci collochiamo noi. Io rammento che mi furono chiesti nella sua corsa elettorale al Parlamento europeo, mi furono chiesti da un autorevole... Lei sta parlando di Brunetta in di Brunetta. Mi furono chiesti dei voti da parte di un autorevole personaggio di cui per correttezza non faccio il nome, di Forza Italia. Mi furono chiesti perché Brunetta si poneva come avversario
Della Sartori di Galan, devo commentare? No. E un'ultima cosa, il doppio incarico di Brunetta, possibile ed eventuale come ministro e sindaco, come lo vede? Perché Brunetta dice sarà un plus per Venezia perché io da ministro potrò ragionare in un'ottica allargata e di ampio respiro. Allora, prima vuol dire che non ha capito niente di Venezia, si ricordi che nessuno dà a Venezia, ma è Venezia che dà. Brunetta è il signor nessuno, il sindaco di Venezia è noto in tutto il mondo. Questo per dire come costui parla senza neanche sapere quello che dice. È lui che viene ad avere. Il problema è che lui non ha dato il plus da ministro, non darà un plus da sindaco. Se lui potesse avere 18 careghe, per dirla alla veneziana, si attaccherebbe con l'attack, il super attack a tutte e 18 le careghe.